Gianluca, una partita difficile su un campo altrettanto difficile per tutta la pioggia che è scesa, com'è stata? No, è stato un ottimo punto, andiamo a casa contenti, abbiamo mantenuto una continuità importante, soprattutto abbiamo dimostrato ancora una volta di essere un grande gruppo e che la forza appunto è il gruppo, perché anche quelli che sono entrati hanno fatto molto bene e niente, siamo contenti di questo pareggio. Hai fatto un gran tiro, tra un po' segni, ti ha fatto anche una gran Centrale. parata al portiere, neanche tanto centrale, era sul primo palo, ci hai creduto in quel momento. Certo, 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 ci ho creduto, però ripeto, potevamo anche vincerla a un certo punto, ma è stato un punto importante, ecco, siamo contenti comunque. Grazie. Mister, partita difficile, partiamo da questo punto. Tu come l'hai vista? No, l'ho vista, lo sapevo, ero consapevole delle difficoltà che potevamo trovare, però mi hanno un'altra volta entusiasmato loro perché giocare contro questa squadra qui è difficilissimo, perché hanno dei valori enormi, lo sapevo, hanno un modo di interpretare il calcio che ti può mettere in difficoltà se riescono determinate giocate, soprattutto con le mezzale che si abbassavano e con i loro terzini di difesa che si alzavano, abbiamo fatto fatica quando eravamo 11 contro 11. Poi 10 contro 10 forse siamo stati un pochettino più avvantaggiati noi perché la nostra qualità oggi era inferiore a loro da un punto di vista calcistico, ma era superiore la determinazione e la cattiveria di andare a voler cercare il risultato, la continuità dei risultati. Noi se continuiamo con questo tipo di mentalità possiamo fare un bel campionato perché è inutile che sia qui a dirvi quello che è successo oggi perché siamo arrivati al campo con delle defezioni, ma non per lamentarmi, lo dico solo per farvi capire quanto è coeso e importante il gruppo. Perché Trucco che non giocava da 4-5 mesi ha fatto una partita egregia, ha dato sicurezza a tutto il reparto, è finito 0-0 e sono contento per lui perché era il suo compleanno. Abbiamo dovuto lasciare in panchina qualche giocatore importante che ci ha risolto le partite la settimana precedente, però nessuno ha fatto nessun tipo di, anzi erano in panchina come a incitare. Ho dovuto levare il giocatore più qualitativo che avevo in mezzo al campo perché oggi non era la sua partita, come Davide. Questo vi dimostra che coglioni che hanno tutti i ragazzi, quindi eh, cosa devo dirvi? Cioè, con questo tipo di mentalità devo solo ringraziarli e sperando di continuare a fare risultati perché poi alla fine è quello che conta. Loro hanno fatto molto bene, ci hanno messo veramente tanto in difficoltà. Però altre volte queste partite, se siamo un pochino più lucidi in qualche ripartenza, possiamo anche, come hai detto prima, col tiro di Gianluca. Eh, Però oggettivamente loro ci hanno messo tantissimo, è la più bella squadra vista qui finora. Punto meritato, mister. Da come l'ho vista io sì, da come l'ho vista io sì. Devo dire se si perdeva non avrei fatto drammi perché la prestazione è stata eccellente da un punto di vista caratteriale. Se si vinceva sarei qui a dirvi che saremmo stati veramente tanto fortunati. Si è pareggiato, quindi punta a testa va bene, contro una squadra veramente forte che è attrezzata per fare categorie superiori. Grazie mister e grazie Gianluca. Prego.